Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con le informazioni di prealpina.it. Anche oggi il nostro notiziario è dominato dagli aggiornamenti sulla tragedia del Mottarone, costata la vita a 14 persone, tra cui 2 bambini, che si trovavano nella cabina della funivia precipitata poco dopo le 12 di domenica. È di poco fa la notizia del via libera dato dalla Procura di Verbania alla celebrazione dei funerali delle vittime, al termine dei rilievi sulle salme svolti all'obitorio. Le famiglie e le città potranno così riabbracciare virtualmente gli sventurati protagonisti di una pagina nera della cronaca italiana. 5 delle vittime sono varesine: la coppia di fidanzati Silvia Malnati e Alessandra Merlo e la famiglia di Vedano Lona composta da Vittorio Zorloni, Elisabetta Persanini e il piccolo Mattia di 5 anni. Andiamo ora direttamente sulla cima del Mottarone con un servizio di Massimiliano Martini che ci porta nel cuore della tragedia, nel punto esatto dell'incidente. Siamo sul Mottarone, nel punto in cui domenica 23 maggio è caduta la funivia, nella quale hanno trovato la morte 14 persone. 14 turisti che erano saliti sulla vetta della montagna dei Due Laghi per una giornata di serenità, di relax. Ecco, vedete, delimitato dal nastro bianco e rosso dei carabinieri ciò che resta della funivia, della cabina accartocciata, distrutta. A terra, sparsi per decine di metri intorno al punto dell'impatto. Vedete che la cabina dopo il volo dall'alto, dopo che si è spezzata la fune, è andata a rotolare lungo il pendio e poi si è andata a fermare contro degli abeti. A terra vedete appunto che ci sono i reperti. Tra i resti si può notare sotto la cabina anche un passeggino, lo vedete, è sicuramente di uno dei bambini che erano a bordo con la famiglia e che purtroppo ha perso la vita nell'incidente. Ma c'è anche un'altra tragica notizia che arriva proprio dal Mottarone, dove questa mattina, durante un sopralluogo sui luoghi della disgrazia, un operatore televisivo che stava realizzando un servizio per Mediaset è stato stroncato da un malore. L'uomo, 52 anni, residente a Sesto San Giovanni, è deceduto a pochi passi dai resti della cabina della funivia Stresa-Mottarone. Inutili tentativi di soccorrerlo. La sua identità non è ancora stata resa nota. Sempre in merito alla tragedia della funivia, sono stazionarie le condizioni di Eitan, 5 anni, l'unico superstite della cabina maledetta dove sono morti i genitori, il fratellino di 2 anni e i bisnonni paterni. Il piccolo resta molto grave, ma la risonanza magnetica non ha evidenziato danni neurologici a livello cerebrale né del tronco encefalico, un esito che induce i medici della Regina Margherita di Torino ad avere più speranze sulle possibilità di recupero. E mentre Eitan combatte la sua battaglia in un lettino d'ospedale, è partita una commovente gara di solidarietà che coinvolge l'Italia intera, un crowdfunding lanciato dalle comunità ebraiche italiane in favore del piccolo. Chiusa la pagina dedicata alla tragedia di Stresa, sulla quale troverete ampi aggiornamenti su prealpina.it e sulla Prealpina, andiamo ora a Busto Arsizio. Da questa mattina i carabinieri della compagnia cittadina stanno svolgendo perquisizioni all'ospedale di Via Arnaldo da Brescia e in altre 3 strutture sanitarie. Si indaga su medici. L'ipotesi è quella di truffa ai danni dello Stato. Vediamo il servizio di Veronica De Riu con le immagini dell'agenzia Blitz. Siamo all'ospedale di Busto Arsizio, questa mattina 25 maggio verso le 10 sono arrivati i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio. Ci sarebbero delle perquisizioni, acquisizioni di documenti all'interno della struttura ospedaliera in direzione. Si apprende che l'ipotesi sia truffa ai danni dello Stato. Contemporaneamente sono in corso altre acquisizioni di materiali in 4 centri medici. I carabinieri stanno coordinando l'operazione per verificare se dei medici abbiano lavorato durante un periodo di malattia. Per questo saranno acquisiti probabilmente le presenze e le assenze degli operatori sanitari. E per chiudere, una notizia che fa sperare, perché ci parla della voglia di uscire dal tunnel della pandemia. Il Palio di Legnano 2021 si farà
La comunicazione ufficiale è arrivata ieri sera, il comitato ha preso la sua decisione. Dopo aver rimandato più volte la discussione in attesa di conoscere gli sviluppi della situazione sanitaria, il comitato ha annunciato la decisione di organizzare la corsa ippica il prossimo 19 settembre. Vinta dunque la resistenza delle due contrade che alla vigilia si erano dette contrarie alla decisione. Alla fine si è optato per il sofferto sì. Ora restano da mettere a punto però numerosi dettagli. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 e vi auguriamo un buon pomeriggio.